Si è svolto ieri il primo congresso provinciale del PDL, circa 3.200, pari al 46%, sono stati i votanti che nei seggi allestiti per l'occasione hanno eletto il parlamentare regionale onorevole Nino Bosco alla guida del PDL in provincia di Agrigento, suo vice Rosario Marino. Eletti anche 30 componenti del coordinatore provinciale che affiancherà il segretario nel suo lavoro di impegno e di presenza nel territorio. Ma è un momento innanzitutto importante, c'è una grandissima partecipazione per come potete vedere, è la testimonianza che le tessere che abbiamo fatto sono tessere in carne e ossa. Oggi qui i nostri amici avranno l'opportunità di partecipare ad un congresso democratico, di eleggere il proprio segretario provinciale, e questo per noi è significativo perché inizia un nuovo corso all'interno del quale vogliamo coinvolgere la base e tutti gli amici del territorio e assieme a loro operare le scelte politiche le più opportune per la nostra provincia. Al tavolo della Presidenza a coordinare i lavori congressuali l'onorevole Iole Santelli, affiancato dal coordinatore regionale onorevole Giuseppe Castiglione e dagli onorevoli Fontana e Marinello e dal parlamentare europeo Iacolino. Devo dire che è una stagione esaltante, una stagione che dà ragione al nostro coordinatore nazionale, all'onorevole Alfano, che ha voluto fortemente una grande campagna di adesioni, ha voluto fortemente questa stagione congressuale. Abbiamo già celebrato la gran parte dei congressi provinciali, oggi Agrigento, ieri Catania, una larghissima partecipazione, il successo straordinario, una partecipazione di popolo. È il tempo di strutturarsi nel territorio, di avere un modello organizzativo agile, snello e di un coordinamento provinciale che guardi in prospettiva ai giovani, alle prospettive concrete di attività al mercato del lavoro e che guardi realmente già nella formazione delle liste a mettere dentro il meglio che può offrire la città. È un congresso molto partecipato che dimostra quanto vivo e vitale sia il partito in provincia nonostante tutto quello che è accaduto in questi anni. Sappiamo bene che il nostro partito è quello che ha determinato l'elezione del Presidente della Regione, ha determinato l'elezione del Presidente della provincia, ma oggi grazie ai ribaltoni quindi regionali e provinciali noi siamo fuori dalle amministrazioni, ma nonostante tutto il nostro partito resta sempre un partito guida, molto presente. Dopo il saluto dei rappresentanti di altri partiti, ampio è stato il dibattito congressuale che ha visto come tema imminente le prossime elezioni amministrative che interessano diversi comuni della nostra provincia, tra cui Agrigento e Sciacca, anche se ancora il nodo sulla candidatura ad Agrigento non è stato ancora sciolto. Noi continuiamo a dire che il nostro messaggio è di apertura verso tutti i partiti che hanno lo stesso nostro ideale, gli stessi nostri valori e che si rifanno al popolarismo europeo, ma diamo ancora una volta un messaggio di apertura a tutti questi partiti perché è naturale alleanza dei partiti del centrodestra con il PD o con la sinistra. Il primo congresso provinciale si decideranno le linee guida un po' della politica del PDL ad Agrigento, ma sicuramente anche a Sciacca che sarà coinvolta dalle elezioni per il sindaco. Abbiamo una rosa di nomi, alla fine troveremo una soluzione condivisa che evidentemente non dipende solo dalle decisioni che assumeremo all'interno del nostro partito, ma anche dalle decisioni che saranno vagliate al tavolo degli alleati.